Ad una prima occhiata l'aveva scambiato per una persona priva di sensi, caduta accidentalmente in bicicletta lungo il fossato. Per questo la donna in auto si è fermata in piena campagna per cercare di dare una mano. Le sono bastati pochi secondi per capire che in realtà si trovava di fronte al corpo senza vita di un uomo barbaramente ucciso, come in un film dell'orrore, mani legate e un cappuccio nero infilato in testa. Via Cassolaro, tra Favaro e Mestre, una giornata afosa di fine giugno in una zona periferica della città si trasforma improvvisamente nella scenografia di un incubo, una vicenda sulla quale per ora rimangono molti inquietanti interrogativi ai quali rispondere. La vittima, non ancora identificata, dovrebbe avere un'età di circa 60-70 anni e sarebbe italiano. Era la tarda mattinata di oggi quando l'allarme è stato dato da una signora residente in zona, ma la notizia della macabra scoperta è trapelata soltanto nel tardo pomeriggio. Subito la donna, pur scioccata dalla scena orribile, ha dato l'allarme alla polizia, giunta sul posto prima con le volanti e poi con gli uomini della squadra mobile. La zona del campo è stata setacciata alla ricerca di tracce utili, mentre il medico legale ha effettuato i primi rilievi sul cadavere. L'uomo era vestito con pantaloni leggeri e camicia beige e non sembrava avere evidenti segni di violenza esterni, tranne i macabri particolari di una esecuzione feroce in stile mafioso. Polsi legati con nastro adesivo per pacchi, cappuccio nero in testa e poi all'interno della bocca numerosi pezzi di carta. Secondo gli investigatori sarebbe morto soffocato, un omicidio che ha il sapore di una terribile punizione. Di certo c'è solamente che il cadavere è stato abbandonato in zona tra le 12 e le 12:15. Nessuno infatti prima di quell'ora aveva notato il corpo lungo il fossato.